È arrivata la neve, risveglio imbiancato per il nostro entroterra. Neve da questa mattina in Val Fontana Buona e soprattutto in Val d'Aveto. Bianche anche le colline immediatamente alle spalle del mare. Soppresse alcune corse autobus, nessun disagio sulle autostrade. Con l'appalto, i giovani sono il lievito di pace nel mondo contro muri e nazionalismi, così il Papa all'udienza di oggi ripercorrendo le tappe della 34esima giornata mondiale della gioventù di Panama. La dolcezza ottiene più della rabbia, dell'ostilità e del contrasto. È l'esempio di San Francesco di Sales che il Vescovo ha chiesto di seguire durante la messa celebrata per i sordi del Tigullio. Con l'appalto di Aprica, Rapallo e Zoagli, A2A Ambiente entra nel mercato ligure dei rifiuti. Obiettivo una gestione circolare dalla raccolta alla produzione di energia. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque è stato un risveglio imbiancato, quello di questa mattina per il nostro territorio ed in particolare per il nostro entroterra. La perturbazione che sta attraversando la nostra regione ha portato sul Tigullio pioggia e freddo sulla costa e nevicate fin dalla collina. Da questa mattina sono bianche anche le cime più a ridosso della costa come il Monte di Portofino, la zona di Montallegro, il Monte San Giacomo e l'area alle spalle di Sestri Levante. Ma quelle che vedete sono immagini di Santo Stefano d'Aveto, immagini che vi proponiamo già che vi possiamo proporre e per confermare che appunto la neve è arrivata abbondante nel nostro entroterra ci colleghiamo subito con Santo Stefano d'Aveto da dove ci risponde questa mattina Cristina Oneto. Sì, un saluto a Emanuela e a tutti i telespettatori. Siamo in diretta da Santo Stefano d'Aveto, siamo proprio nel centro del paese, come potete vedere dalle immagini sta continuando a nevicare, una nevicata che se vogliamo non è particolarmente forte, una nevicata debole ma continuativa, non ha mai cessato e come potete vedere il manto nevoso comincia ad acquistare consistenza anche qui in paese, più in alto naturalmente dove già nelle scorse settimane è scesa la neve, il manto si fa più consistente. Una nevicata che è accolta con il sorriso soprattutto dagli operatori degli impianti che già in questi fine settimana avevano aperto la scuola sci e che avevano avuto comunque diverse visite, ma che sperano di poter in qualche modo rendere più consistente il manto per aprire tutti gli impianti e per favorire quella stagione sciistica, il decollo della stagione sciistica. Qui in paese la colonnina di mercurio è leggermente sotto lo zero, si spera che nel pomeriggio la nevicata prosegua e si faccia più intensa, queste almeno sono le previsioni degli operatori. Ma a questo proposito abbiamo intervistato proprio Pietro Squeri, che è il caposervizio degli impianti di risalita di Santo Stefano d'Aveto, con il quale abbiamo fatto il punto della situazione. Ascoltiamo. Come era previsto, da questa notte ha cominciato a nevicare a Santo Stefano, una neve che viene accolta insomma con il sorriso da chi è operatore e soprattutto degli impianti. Sì, da noi ma anche da tutti i commercianti, perché comunque ricordi qui la neve d'inverno è essenziale per riuscire a sopravvivere in una stagione che sennò sarebbe morta, quindi ogni fiocco per noi è come se fosse oro ovviamente. Eravamo già aperti parzialmente con impianti del Prato Cipolla, che è una sciovia con il baby camp. Adesso con questa speriamo di riuscire ad aprire tutto comprensorio, che non sarebbe male per i nostri clienti. Sembrerebbe una neve asciutta, quindi destinata a rimanere anche sul suolo. Ma la nevicata, le temperature sono basse, quindi una bella nevicata di neve invernale. Speriamo che continui, metto un'altra perturbazione su venerdì e speriamo che continui a cadere neve. Diciamo che il preludio è buono, temperature basse, neve, quindi aspettiamo un weekend pieno di neve, pieno di persone che ci vengono a trovare. Al momento più o meno come siamo quanto a manto nevoso? Beh, c'era un precedente starato di 25-30 centimetri e con questo adesso nevicate in corso, quindi è un po' difficile anche da valutare perché poi bisogna vedere a fine nevicata. Comunque abbiamo altri 20 centimetri in questo momento buoni che stanno cadendo. Come è andata sin qui la stagione, anche comprendendo anche le festività natalizie, il periodo delle vacanze? No, dobbiamo essere sinceri, c'è stata anche una buona, diciamo, cioè un buon numero di persone che ci hanno raggiunto anche quando purtroppo non avevamo neve, anche nel periodo natalizio. Adesso quando c'è neve è tutta un'altra cosa pian piano, quindi speriamo di migliorare. Però no, ringraziamo chi è venuto e siamo per adesso soddisfatti, pur non avendo la neve ovviamente.
Bene, allora siamo rientrati in studio, dicevamo appunto quest'oggi neve un po' su tutto il nostro entroterra, neve anche lungo le autostrade ma senza particolari disagi. Per quanto riguarda l'entroterra del nostro territorio, ATP ha modificato la circolazione di alcuni autobus, in particolare questa mattina sono state segnalate queste variazioni. La località di Traso Alta non è servita in questo momento a causa dell'impraticabilità della strada, non si può raggiungere con l'autobus neppure Montallegro, sempre a causa della neve sulla strada. In questo caso le corse della linea 92 che partono da Rapallo e che normalmente raggiungerebbero il santuario di Montallegro sono limitate al bivio della Crocetta. Inoltre le corse da Gattorna per Tribogna e Colle Caprile via Cassanesi in questo momento sono soppresse. Trenitalia ha avviato il piano di emergenza lieve per quanto riguarda la Liguria, il che significa che ci sono meno treni in circolazione nelle zone tra la Liguria ed il Piemonte, anche se in questo momento non si segnalano particolari criticità. Sempre per quanto riguarda i trasporti ed in particolare la viabilità, il traffico autostradale, segnaliamo che non si verificano in questo momento particolari criticità sulla linea autostradale che interessa la nostra regione. Sulla 12 è segnalata pioggia nel tratto compreso fra Genova e Sestri Levante, sebbene appunto le previsioni fossero per quanto riguarda per neve. Per quanto riguarda invece la zona della A10 è segnalata pioggia sulla Genova-Savona con previsioni di neve chiaramente per quanto riguarda il tratto che si sposta verso Savona e che poi sale verso il Piemonte. Occorre come sempre prestare la massima attenzione e seguire gli aggiornamenti. Questo dunque l'aggiornamento per quanto riguarda il maltempo, chiaramente se ci sono novità ve le daremo nel corso dell'edizione di questo notiziario. Ora invece ci occupiamo di rifiuti ed in particolare del nuovo appalto che partirà il 1° febbraio nei due comuni di Rapallo e Zoagli con il nuovo servizio di pulizia della città, raccolta e smaltimento in appalto ad Aprica. La società del gruppo A2A, che è la prima multi-utility italiana, si è aggiudicata questo servizio e introdurrà molte novità per i cittadini che saranno graduali nel corso di tutto il 2019. Ora in questo servizio vi spieghiamo dunque chi sono i nuovi gestori e come operano in questo settore. Vediamo. Con l'avvio venerdì del nuovo appalto di Aprica, che si occuperà di pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti a Rapallo e Zoagli, A2A Ambiente entra di fatto nel mercato ligure. L'azienda, partecipata dai comuni di Milano e Brescia, è la prima multi-utility italiana con un fatturato di quasi 6 miliardi di euro. A Rapallo e Zoagli si parte con la pulizia della città, si prosegue con il porta a porta per le utenze non domestiche e si inizierà con i primi nuovi contenitori per farmaci, oli vegetali, pile, deiezioni. Poi la collocazione dei nuovi cassonetti è passata l'estate l'introduzione della scheda per il conferimento dei rifiuti, una rivoluzione con steward per il controllo del corretto utilizzo, un ecovan per i ritiri a casa di piccoli elettrodomestici e un numero verde per i cittadini. I dipendenti dell'ex Aimeri, ora Energetica Ambiente, verranno tutti assunti in queste ore. Rapallo è una città non grande ma con una difficoltà in più che è la stagionalità del turismo. Noi serviamo un paio di altre città che hanno caratteristiche simili, con una forte stagionalità turistica, quindi un po' di esperienza ce l'abbiamo. Prima di arrivare al porta a porta vogliamo fare una progettazione accurata conoscendo bene il territorio, per quello inizieremo col porta a porta solo sulle non domestiche e sulle domestiche ci vorrà qualche mese perché vogliamo fare un inizio corretto. E stiamo allestendo una sede operativa in via San Pietro dove ci saranno i nostri mezzi, gli uomini, gli uffici e il deposito dei materiali. A2A in questo momento entra in Liguria con l'obiettivo di espandersi sul territorio. Ora è presente in Lombardia, Piemonte e altre regioni con la logica dell'economia circolare, ovvero del trarre valore dai rifiuti con impianti di riciclo e di termovalorizzazione. Stiamo partecipando, quindi abbiamo già presentato offerta nel comune di Recco, speriamo di aggiudicarci anche questo comune e sappiamo che fra poche settimane o qualche mese uscirà anche la gara di Santa Margherita. La Liguria utilizza ancora come forma di conferimento finale dei rifiuti indifferenziati alcune discariche e quando si parla di economia circolare non c'è niente di meno circolare di una discarica, quindi sicuramente recuperare i rifiuti sotto forma di nuova energia elettrica o calore è un procedimento virtuoso.
Poi individuare il territorio dove realizzare un impianto del genere è tutt'altra storia, naturalmente. Al momento avete progetti in questo senso in Liguria? No, al momento no. In merito alla cancellazione dall'anagrafe di Rapallo di alcuni migranti ospiti del centro di accoglienza cittadino, stamattina si è svolto un incontro in comune Rapallo. L'amministrazione, rappresentata dal sindaco, il vice sindaco, il presidente del consiglio comunale e il consigliere delegato all'anagrafe, ha ricevuto il direttore della Migrantes diocesana, don Giuseppe Culoma, e il parroco della Basilica di Rapallo, don Stefano Curotto. È in corso una verifica, spiega don Culoma, per comprendere come sia stato possibile giungere a questa spiacevole situazione e allo stesso tempo stiamo lavorando insieme agli uffici comunali per trovare una soluzione. L'obiettivo è quello di non vanificare un modello di accoglienza e integrazione che sino ad oggi ha funzionato bene. All'udienza generale di questa mattina il Papa ha ripercorso le tappe della recente visita a Panama in occasione della 34esima giornata mondiale della gioventù. Finché ci saranno nuove generazioni capaci di dire eccomi a Dio, ci sarà futuro per il mondo, ha spiegato Francesco. Ma ascoltiamo un passaggio della sua riflessione. Poi, con l'arrivo dei gruppi da tutto il mondo, si è formata la grande sinfonia di volti, di lingue, tipica di questo evento. Vedere tutte le bandiere sfilare insieme, danzare nelle mani dei giovani gioiosi di incontrarsi è un segno profetico, un segno controcorrente rispetto alla triste tendenza odierna ai nazionalismi conflittuali che alzano dei muri e si chiudono alla universalità, all'incontro fra i popoli. È un segno che i giovani cristiani sono nel mondo lievito di pace. Vivere con un atteggiamento di dolcezza e bontà, seguendo l'esempio di San Francesco di Sales, è l'invito formulato dal Vescovo per i sordi del Tigullio, con cui ha celebrato la messa in occasione della ricorrenza del patrono. Con la dolcezza e la mitezza si ottiene più di quanto si possa fare con la rabbia, l'ostilità e il contrasto. È l'esempio di San Francesco di Sales, vissuto a cavallo tra 5 e 600 e che il Vescovo di Chiavari, nella messa per i sordi del territorio, ha presentato come riferimento a cui aspirare. Siamo in un tempo in cui sembra che bisogna essere duri, aspri nei nostri rapporti. Sembra che questo atteggiamento debba essere l'atteggiamento che fa affrontare le difficoltà, considerando spesso gli altri come nemici, come intrusi, come persone che nella nostra vita danno fastidio. Invece San Francesco di Sales ci insegna esattamente l'opposto. San Francesco di Sales, ha proseguito il Vescovo, insegnò il Vangelo ad un giovane sordo in un'epoca in cui i disabili erano esclusi, restituendogli una vita dignitosa e forte, di qui l'invito conclusivo. A farci anche noi discepoli in questo modo, cioè a dedicarci a chi ha bisogno, a incontrare il mio prossimo, come chiede Gesù. La messa è stata come sempre partecipata dai sordi del territorio e dalle loro famiglie che hanno potuto seguire la celebrazione nella lingua dei segni. Abbiamo anche invitato per questa occasione il coro Mani Bianche Chiavari Tigullio, anzi anche Liguria, un coro che sicuramente darà molta emozione a noi persone sorde ma anche agli udenti per far capire che cosa significa essere sordi, e questa è per noi la festa importante. Novità per il 2019 infine per le attività culturali promosse per i sordi. Verrà a Chiavari il 2 marzo, sabato 2 marzo, il professor Daverio che farà una conferenza sulla pittura ligure del 600 e la cosa importante è che questa conferenza sarà in lingua dei segni. È stato aggiudicato al Banco Alimentare il finanziamento di 100.000 euro da destinare alla raccolta di generi alimentari in eccedenza e alla ridistribuzione a famiglie e individui in stato di grave indigenza ed emarginazione sociale. Le risorse sono state assegnate in base alla formazione di una graduatoria tra gli enti che hanno presentato domanda. Nel 2018 il Banco Alimentare ha raccolto e distribuito 1.980 tonnellate di generi alimentari per un valore stimato di circa 4 milioni di euro a
394 strutture caritative che aiutano oltre 50.000 persone bisognose, distribuite anche circa 70.000 porzioni di piatti cucinati e non consumati. Questi dati, ha dichiarato la vicepresidente e assessore alla sanità di Regione Liguria Sonia Viale, restituiscono la fotografia di un incremento delle situazioni di povertà e indigenza sul nostro territorio. Per questo la Regione ha rinnovato il proprio impegno nel sostegno alla raccolta e distribuzione di generi alimentari e nel contrasto allo spreco, al fine di rispondere ai bisogni delle famiglie in maggiore difficoltà e dei soggetti più fragili. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per tutti gli aggiornamenti e lo sport. Avvenire titola: Salvini, nessuno mi può giudicare, facendo il verso naturalmente alla canzone cantata da Caterina Caselli. Spiraglio per la Sea-Watch, Conte trova 5 paesi disponibili ad accogliere i migranti, il ministro non vuole il processo, l'imbarazzo del Movimento 5 Stelle e il Premier si assume anche la responsabilità. Mobilitarsi è un dovere, dice Martina del Partito Democratico, Tajani di Forza Italia, ora la Lega stacchi la spina al governo. Confermata la soluzione, Asia Bibi pazza di gioia, finalmente può lasciare il Pakistan, la Corte Suprema rigetta il ricorso dei fondamentalisti, la donna cattolica libera anche di partire. E poi 3 morti al giorno, il lavoro uccide di più, vediamo nelle pagine interne di Avvenire, lavoro più di 104 morti nel 2018, in più rispetto al precedente anno, l'INAIL ha registrato 1133 denunce totali con un aumento del 10,1% rispetto all'anno precedente, il crollo del Ponte Morandi e gli incidenti per i lavoratori stranieri in Puglia sono i casi più gravi. A perdere la vita sono inoltre la metà dei casi lavoratori anziani tra i 50 e i 69 anni, un incremento su base annua di 85 casi. Il caso appunto la strage dei braccianti nei tentacoli dei caporali. E andiamo invece al secolo XIX che titola Processo a Salvini, dilemma Movimento 5 Stelle, Conte avverte il governo traballa, Di Maio in difficoltà dopo la richiesta dell'alleato di votare no all'autorizzazione a procedere, il Premier cerca una soluzione condivisa ma dice anche è mia la responsabilità politica dei mancati sbarchi. E il commento di Marcello Sorgi, quegli errori da dilettanti dietro la crisi. Un commento invece, un'analisi di Domenico Quirico alle notizie di abbandono da parte delle truppe americane e italiane dell'Afghanistan. L'Afghanistan credeva in noi ma abbiamo perso. Ponte Morandi, manca la traduzione della perizia svizzera che è scritta in tedesco e i lavori addirittura possono slittare di qualche giorno. La postina Aurelia è la prima ligure di quota 100, aspetto già l'assegno, ma sono 800 le richieste in Italia in un solo giorno. E poi rogo sul Monte di Portofino, colpa di 2 escursionisti, è avvenuto ieri pomeriggio, residenze protette 550 in lista d'attesa, andiamo a vedere nel Levante, sono oltre 550 gli anziani in lista d'attesa per un posto in una residenza protetta, le case di riposo classiche. Nel territorio più longevo della Liguria o longevo i tempi di inserimento variano dai 13 ai 19 mesi, Corticelli, assessore di Chiavari, dice servono alternative. E poi siamo a Sestri Levante, Ghio e la candidatura alle regionali 2020, qualcuno l'aveva indicata come candidata addirittura presidente della regione, faccio la sindaca, non inseguo le voci, sì alla costruzione di un fronte ampio di forze politiche e civiche, prima dei nomi viene il percorso. Siamo allo sport e con immagini e interviste torniamo alla netta vittoria della BIC Genova contro il Rimini Sport Italia nel campionato di Serie B di basket in carrozzina. La vittoria contro il Rimini porta uno sprazzo di luce in casa della BIC Genova di basket in carrozzina. Sul parquet dell'Acquarone di Chiavari la squadra ha vinto 69-40, rafforzando il secondo posto nella classifica di Serie B. Tuttavia non è una stagione facile. Purtroppo abbiamo avuto all'inizio dell'anno 2 ragazzi che bontà loro e bontà nostra sono andati a giocare in Serie A, quindi siamo rimasti a ranghi ridotti e comunque con 2 pedine in meno che erano di tutto rispetto, però comunque ce la stiamo cavando bene, siamo secondi dietro a Parma con cui abbiamo perso di soli 6 punti la settimana scorsa. Lo stiamo facendo bene pur comunque essendo a ranghi ridotti, ancora grazie che abbiamo tesserato 3 ragazzini di Vicenza che ci vengono a dare una mano numericamente e a livello tecnico.
In campo i più anziani sono chiamati a giocare l'intero match e per il momento i risultati arrivano. La BIC Genova ha giocato per anni ai vertici di B e ha militato in A1, un'esperienza che ha permesso di formare atleti che oggi giocano nella massima serie e in nazionale. La società cerca nuovi tesserati, mentre viene confermato il campo dell'Acquarone quale punto di riferimento per tutte le attività. Noi dobbiamo sempre ringraziare il villaggio del ragazzo, l'Acquarone, e Giuseppe Grigoni, perché ci dà la possibilità insieme alla Danarita di sfruttare gli spazi dell'Acquarone che sono accessibili. Facciamo qui gli allenamenti e le partite, quindi abbiamo trovato sicuramente una sede importante. Certo, per noi la squadra è di Genova, per noi che siamo del Tigullio finalmente dopo tanti anni giochiamo veramente in casa. Per gli altri ragazzi devono venire ogni volta col furgone agli allenamenti, alle partite, però diciamo che l'ambiente, il posto merita davvero, è un palazzetto di grande importanza, Chiavari è una città importante, quindi siamo contenti e soddisfatti di poter giocare qua. Bene, stiamo per concludere il nostro notiziario, ma prima abbiamo qualche aggiornamento per quanto riguarda la situazione neve. Come detto, da questa mattina ha iniziato a nevicare nel nostro entroterra, interessata la Val d'Aveto, la Val Fontana Buona, ma anche le zone collinari immediatamente alle spalle della costa. Alcune corse autobus sono state soppresse per impraticabilità della strada nell'entroterra, in particolare in questo momento non si può raggiungere il santuario di Montallegro in autobus ed sono soppresse le corse da Gattorna per Tribogna e Colle Caprile via Cassanesi. Per quanto riguarda il traffico autostradale non si registrano particolari criticità, piove sulle autostrade della Liguria, eccezione fatta per Nevischio sui tratti appenninici. Non ci sono particolari criticità per quanto riguarda il traffico ferroviario, riduzione dei treni fra la Liguria ed il Piemonte in quanto è scattato il piano di emergenza lieve. Ma per capire come andrà nelle prossime ore ci colleghiamo con Andrea Lazzara, portavoce di ARPAL. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. È stata aggiornata l'allerta? È stata aggiornata l'allerta con un piccolo prolungamento. I comuni interni della zona B, dunque del centro della regione, i comuni interni della zona C, dunque del Levante della regione, saranno in gialla fino alle 18 di oggi. Per la zona E, Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia, arancione fino alle 15, poi gialla fino alle 18. Mentre termineranno, come già previsto, terminerà alle 15 l'allerta gialla per neve sui comuni costieri della zona B e della zona D, quindi Valle Stura e entroterra savonese. Come dicevate, le precipitazioni si sono concentrate più sul centro Levante, alle spalle di Genova, in particolare la Valle Scrivia, ma nell'entroterra appunto del Levante. Dal pomeriggio è attesa una lenta attenuazione delle precipitazioni e a seguire una tregua con un miglioramento che però sarà soltanto temporaneo. Infatti da domani pomeriggio avremo un nuovo peggioramento con deboli precipitazioni diffuse, più probabili ancora sul centro Levante. In serata si prevedono spolverate nevose appunto sull'entroterra del Levante e sulle zone interne della parte di centro Levante della nostra regione, con una quota neve di 400-600 metri. Venerdì avremo ancora precipitazioni diffuse, tornerà anche la pioggia in modo significativo, ma tutte le valutazioni ulteriori verranno effettuate nella giornata di domani. Quindi per gli aggiornamenti ci risentiamo domani, una tregua stasera, domani una nuova spolverata. Ricordiamo i canali ufficiali attraverso cui aggiornarsi con ARPAL. Per gli aggiornamenti dell'allerta, allertaliguria.gov.it, il sito ARPAL, www.arpal.gov.it e la pagina Facebook di ARPAL, oltre all'account Instagram dell'agenzia. Grazie ad Andrea Lazzara e buon lavoro. Grazie e buon lavoro a voi. Concludiamo così questa edizione di Tigullio Oggi, la prossima alle 19:15. Vi ricordo che trovate le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com. La nostra informazione continua al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.